cava dismessa del Vicentino i ragazzi delle scuole piantano alberi, un progetto in collaborazione con la Regione. Buonasera dal Telegiornale del Veneto. Parliamo adesso di cave, una ferita aperta nel paesaggio veneto e si cerca di curarla rimboschendo il territorio. Una bella iniziativa nel Vicentino. Vediamo. Pedemonte è la parte più a nord della Valle dell'Astico in provincia di Vicenza. Qui c'era una cava nata su di una vecchia frana. Una frana che si è staccata da Monte Gioia nel 1100 e aveva coperto tutta la valle. Grazie alle autorizzazioni della Regione ci hanno permesso di poterla esportare e riportare come era prima della frana a Prato, come vedete. Alle spalle il Monte Gioia, di fronte la piccola Casotto Alto, un grumo di case annegato nel verde del bosco. Lo stesso bosco che tornerà a coprire la vecchia cava. Saranno i bambini delle scuole di Pedemonte a piantare ognuno il suo alberello. Come ti chiami? Fabio. Cosa stai piantando? Una rosa candina. E perché la pianti? Perché c'è la terra. Perché è così importante rifare il bosco? Perché è più bello e ti dà più vita. Che piante sono? Sono piante tipiche, sono roverella, orniello, il corniolo e la rosa canina, quindi c'è stato un abbinamento di piante forestali e degli arbusti che andranno appunto a costituire il bosco, fondamentale per il recupero di una zona. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e ancora buona serata.